l'importanza di fare questo. Da una parte non dover, come dire, acquistare materie prime, ma semplicemente ricrearle in casa, perché noi stiamo buttando via ciò che non c'è, ed è semplicemente folle pensare che l'uomo nel 2010 è arrivato a fare una cosa così insulsa, cioè eliminare, bruciandolo e quindi inquinando ciò che va a pagare a carissimo prezzo sui mercati internazionali, il materiale post consumo, le materie prime. Assurdo. Noi dobbiamo diventare virtuosi perché è nella logica delle cose, ma dobbiamo farlo ora e dobbiamo farlo anche con i sostegni che una regione capace di produrre politiche di questa natura è in grado di fare. Stiamo parlando di incrementare il lavoro, di ridurre l'inquinamento e di aumentare il bilancio positivo delle imprese. Prendiamo 3 piccioni con una fava e c'è qualcuno che continua a dirci che conviene il nucleare e convengono gli impianti di incenerimento. Abbiamo un altro record negativo. Non vorrei affliggervi troppo perché magari a qualcuno piace Galan. Però, cioè, è un dato, tutti i dati che potete verificare ovunque. Noi abbiamo la peggior rete ferroviaria d'Italia. Spiace? Forse qualcuno che abita in questa città se n'è accorto. Anche qualcuno che abita a Feltre, secondo me, se n'è accorto. Forse anche qualcuno che abita a Belluno, a Rovigo o giù di lì. Abbiamo perso tutti i treni, è il caso di dirlo. Mai è stato vero così. Se voi andate in Friuli, andate in Trentino Alto Adige, andate dove vi pare, ci sono società pubbliche o pubblico-private che gestiscono le reti regionali. Sono tutte reti elettrificate, a doppio binario, sono tutte reti che se non hanno una metropolitana di superficie comunque hanno l'opportunità di poter in tempi rapidi far giungere a meta. Questo significa anche implementare una mobilità sostenibile, che viceversa attanaglierà le nostre strade con veicoli a tutte le ore del giorno e della notte e tra l'altro con stress anche dal punto di vista sia economico che emotivo, insomma, e fisico, non indifferenti. Da questo punto di vista noi dobbiamo puntare sulle infrastrutture, non solo quelle destinate alle auto, ma anche qui abbiamo un bel record, perché abbiamo pezzi di autostrada che sono le più care d'Europa, lo sapete, no? Quindi ci stiamo pagando anche le autostrade. Quindi ricapitolando, ci paghiamo cara l'energia, ci paghiamo le autostrade, paghiamo cari i treni ma non ce li abbiamo. Stiamo scegliendo anche di pagare l'acqua molto cara e anche lì la regione può fare la sua parte. Perché oltre al fatto che noi vogliamo l'acqua pubblica, vogliamo anche che la regione sia nelle condizioni, e lo può fare, lo deve fare, di sostenere gli ATO, gli ambiti territoriali ottimali, cosiddetti, affinché l'ammodernamento delle reti fognarie e acquedottistiche non sia caricato tutto sulle bollette dei cittadini, non vada a veder pagare l'acqua il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che oggi la stiamo pagando. Anche questo è fare sociale. Vorrei dirvi anche che un raggruppamento politico come il nostro non può non avere attenzione al sociale. Che tipo di sociale vogliamo noi? Ma intanto vogliamo assolutamente garantire il fondo sulla non autosufficienza che è stato messo in forte discussione nel 2009 e nel 2010 ancora di più, così come vorremmo rafforzare, in virtù del fatto che abbiamo una popolazione che inevitabilmente invecchia, i convenzionamenti anche per gli Alzheimer, i nuclei Alzheimer, le case di riposo, eccetera, eccetera. Garantendo la sanità migliore che abbiamo, la sanità più efficiente, quella che è in grado di fare bene quel lavoro straordinario che è salvare la vita delle persone e metterle nelle migliori condizioni laddove ve ne sia la necessità. Sostenere le scuole pubbliche che stanno passando davvero un periodo pesantissimo, ma anche le materne private soprattutto, che sono la stragrande maggioranza della nostra regione. L'87% delle scuole materne di questa regione è in mano alle scuole cattoliche private. Non c'è stato per moltissimo tempo nessun investimento da questo punto di vista. Il pubblico si è dimenticato dei bambini da 3 a 6 anni.
È bene anche qui innestare una marcia diversa. E fin tanto che una marcia diversa non ci sarà, di sicuro noi dobbiamo contribuire affinché le nostre famiglie non paghino troppo caro ciò che dovrebbero avere gratuito. Il senso della nostra strada